Oggi per la prima volta si esibisce in questa notte al Marchesi, l'ottava delle notti dei licei, perché noi non abbiamo solo il liceo classico, abbiamo il liceo classico, il liceo scientifico e il tecnologico con articolazione biotecnologie ambientali. Questa iniziativa è stata voluta e organizzata dai rappresentanti degli studenti che all'interno del nostro consiglio di istituto hanno fatto questa proposta che è stata accolta, valorizzandolo in tutte le sfaccettature, cioè sotto tutti i profili, sotto tutti gli aspetti culturali. Questa infatti è una notte del Marchesi all'insegna della cultura. Ogni tipo di attività che è stata organizzata è stata voluta dagli studenti e quindi pensata e sistemata, diciamo, da loro con la volontarietà dei docenti, quindi noi non abbiamo obbligato nessuno. È stata una manifestazione assolutamente spontanea che ha visto anche la partecipazione del personale ATA. Abbiamo dato tutti il nostro contributo e quindi stasera possiamo godere di performance da simposio, ma anche spettacoli simulati in performance minime in lingua inglese. Abbiamo un telescopio che peraltro è stato vinto dalla scuola in occasione di un concorso e quindi lo utilizzeremo per l'osservazione del cielo. I nostri ragazzi offriranno anche un piccolo rinfresco come comitato studentesco e li offriranno chiaramente a tutti i partecipanti. Abbiamo molti genitori di studenti prossimi in ingresso e anche i nostri studenti che abitualmente decidono di venire a scuola non soltanto di giorno ma anche di sera, quindi un grande traguardo.